Il Presidente della Repubblica ha accolto l'invito a visitare la città e sarà a Vittorio Veneto il prossimo 25 aprile. Una notizia attesa da tempo. Si pensava che il Capo dello Stato arrivasse in occasione del centenario della Grande Guerra, ma Sergio Mattarella ha scelto di celebrare nella città della Vittoria proprio il 25 aprile, anniversario della Liberazione. Colto di sorpresa la scelta, peraltro condivisibilissima da questo punto di vista del Presidente, di ricordare nella nostra città che è medaglia d'oro il 25 aprile. Ora c'è un mese di tempo per l'organizzazione della visita. I preparativi inizieranno subito, assicura l'amministrazione comunale. Il cerimoniale passerà al Quirinale, ma certo Vittorio Veneto non si spaventa. Tra Centenario ed Alpini la città ha accumulato l'esperienza necessaria per ospitare grandi eventi di questo tipo. Era dal 2008, anno del 90° anniversario della fine della Grande Guerra, che un presidente non veniva a Vittorio Veneto. Allora fu Giorgio Napolitano a presenziare, accolto da tutti i sindaci della Marca. Tra un mese sarà Sergio Mattarella, che ha deciso di non deludere le aspettative dei vittoriesi. Ossia quanto di meglio una comunità possa sperare e auspicare, perché rappresenta l'unità nazionale e Vittorio Veneto con la sua storia, a Vittorio Veneto si è fatta anche la storia con la fine della Prima Guerra Mondiale, con la conclusione in qualche modo di tutto, secondo una recente lettura storica, il compimento del risorgimento italiano proprio con Vittorio Veneto.